Benvenuti a una nuova puntata della nostra storia. Ancora una volta cercheremo di raccontarvi il passato per analizzare bene il presente e, perché no, per pensare anche al futuro. Questa puntata sarà caratterizzata da una presenza rosa per parlare di donne e politica, ma anche donne in amministrazione pubblica. La seconda parte invece andremo nel cuore del nord-est, anzi della Marca Trevigiana produttiva, per raccontare storie di industria, ma anche storie di buona amministrazione. Naturalmente tutto dopo la sigla. Questo è il Consiglio Comunale di Treviso del 23 marzo 1982, quindi oltre 40 anni fa. E in questo Consiglio Comunale c'era una giovanissima consigliera o consigliere, adesso qui vediamo il consigliere Rosi, storico a Treviso, e poi abbiamo una Valeria Zagolin, devo dire giovanissima. Valeria Zagolin nel 1982 e adesso vediamo Valeria Zagolin nel 2023. Benvenuta. 40 anni di differenza. Allora, prima emozione a rivedersi in quel Consiglio Comunale? Sì, certo. 40 anni di meno sono tanti. 40 anni di meno. Rivediamo insieme con il nostro Alessandro Granziera quel Consiglio Comunale, perché volevo che lei ci raccontasse un po' la sua esperienza da amministratrice, poi vedremo anche la parte politica. Lei arriva in Consiglio Comunale dopo che cosa? Dopo un'elezione, dopo la militanza, dopo quanti anni insomma? Allora, io mi sono iscritta al Partito Socialista nel 1973 e segretario di sezione era Tullio Guadagnin. Quindi insomma un po' di anni fa, possiamo dire l'età dell'iscrizione? A che età? Ragazzi, io ho 70 anni, per cui facciamo i conti, ne avevo 21. 21, e qui siamo, diciamo così, nell'82, insomma. E quindi ne avevo 29, 30. Ecco. Perché la scelta politica, che diciamo per una donna a quel tempo era abbastanza inusuale, nel senso che io ho dato un'occhiata con gli archivi, più si va indietro più sembra che la politica sia un affare solo per uomini, ed è il motivo per cui lei è qui. Devo dire che ha influenzato la mia scelta universitaria, perché allora mio padre era ingegnere e mi portava da adolescente ai congressi degli ingegneri, ai congressi nazionali degli ingegneri, dove si discuteva tantissimo della proposta di legge Sullo, che era un ministro democristiano che aveva fatto una proposta di riforma urbanistica che, se fosse passata, avrebbe evitato tante delle storture che poi ci sono stati, perché prevedeva praticamente l'esproprio dei terreni prima che venissero progettati piani regolatori, cose eccetera, e quindi voglio dire sarebbe stata una gestione del territorio molto più controllata di quanto molto non sia meno stata. mani sulla città? Esatto, non c'è ombra di dubbio. Quindi la sua formazione? E quindi, partecipando a questi congressi con mio papà, sentivo parlare di urbanistica. Quando ho finito l'ultimo anno del liceo classico ho sentito la notizia che apriva un corso di laurea in urbanistica, cioè la facoltà di architettura di Venezia prevedeva l'apertura di un corso di laurea in urbanistica, e quindi ho deciso di iscrivermi ad urbanistica. Arrivata ad urbanistica c'è stato un professore, sai, di questi personaggi coltissimi, il professor Zambrini, assolutamente affascinante, e una delle prime cose che ha spiegato è stato quello che urbanistica e politica hanno la stessa matrice etimologica. E quindi ho iniziato, dopodiché urbanistica era questo fenomeno, appunto questa facoltà nuova, ed era frequentata da un sacco di politici, soprattutto da socialisti, per cui c'era Giuliano Segre, Gianni De Michelis, Sacconi, venivano a fare riunioni in facoltà. E devo dire che ad un certo punto c'è stato il professor Vittorini, che era uno dei nostri professori socialisti più importanti di progettazione 5, un giorno mi ha detto: Valeria, ho bisogno di parlare con Sacconi. Solo che io avevo partecipato alle riunioni ma non lo conoscevo. Colta da panico ho detto: beh, ma mi sono iscritta al Partito Socialista.
Quindi lei si è iscritta al Partito Socialista per poter approcciare grosso Maurizio modo. Quando trovo Sacconi glielo Perfetto. racconto, perché è meravigliosa sta cosa. E al di là di questo non era più semplice iscriversi ai democristiani, che erano un po' più diffusi, no? Devo dire che in famiglia da me, cioè mio padre appunto era ingegnere che faceva calcoli di cemento armato, per cui lui mi aveva cresciuto spiegandomi che la scienza è apolitica, e quindi non avevo nessun approccio con i vari partiti. E poi appunto è partita E poi con questa... papà che è abituato a fare i calcoli di cemento armato, quando gli ha detto mi sono iscritta al Partito Socialista, lui cosa ha detto? Devo dire, non è stato facile all'inizio, nel senso che ricordo ancora pranzi di famiglia, quelli classici, sai, con le famiglie, le sorelle, i nipoti, eccetera, che mio padre mi chiedeva conto di tutte le scelte del sindacato. Cosa che voglio dire, non ero proprio così preparata e nemmeno sempre Cioè lei d'accordo. era la parte di sinistra Certo. della famiglia. Dopodiché devo dire sì, che i miei genitori comunque sono stati costretti a votare socialista per 15 anni, grosso modo. Quindi... Meno male che non si era iscritto al Partito Comunista, Sì, perché sennò sarebbe stato ancora peggio, insomma. Però devo dire, insomma, che Stofane ne aveva, perché al di là dell'iscrizione poi arriva in Consiglio Comunale a Treviso. Ci arriva per sempre una questione, diciamo, all'interno del partito, oppure perché per scelta personale? Ho fatto l'iter classico, nel senso che nel 75 credo sono entrata nella sezione del PSI. Nel 77 sono stata io la segretaria del PSI cittadino, quindi ho fatto tutto l'iter normale da questo punto di vista, tenendo conto che nel frattempo io mi occupavo comunque anche sempre di tematiche femminili, per cui dal 74 più o meno ho fatto parte del coordinamento nazionale delle donne socialiste e nel 78 credo ero responsabile regionale sempre per le donne socialiste, e poi nell'80 mi sono candidata. Senta, allora intanto spieghiamo una cosa: sociale e donna, un assessore rosa per Treviso, l'abbiamo messo con l'accento un assessore, anche se sembra un errore, perché vogliamo calcare il fatto appunto un assessore donna. E arriviamo al ruolo di assessore, però prima volevo esplorare un po' di più l'esperienza femminile all'interno di questi partiti molto maschili. Non è stato conquistarsi passettino per passettino sempre uno spazio, oppure gli uomini lasciavano spazi, almeno nel Partito Socialista? Devo dire che il Partito Socialista onestamente lasciava spazio, perché noi nel 74 appunto a Roma abbiamo cambiato responsabile femminile, è diventata responsabile femminile Maria Magnani Noia, che è stata poi sindaca di Torino, era deputata ed era una che aveva partecipato ai primi processi contro gli stupri delle donne, eccetera, quindi era una vera femminista, voglio dire. Quindi con lei abbiamo incominciato ad avanzare richieste ottenute, devo essere sincera, perché per esempio io ricordo che nel 79 sono stata candidata alla Camera e in ogni collegio le seconde capolista erano donne. Prima ancora che ci fosse... Certo. Quindi eravate avanti. Per cui nel 79 c'era capolista Gianni De Michelis, io ero numero 2 come donna, devo dire che sono arrivata quarta comunque, dopo Maurizio Sacconi che è stato eletto, il terzo era Nereo Laroni che era assessore a Venezia, e così io sono arrivata quarta. Beh, insomma, devo dire, ha dato dei nomi così che non conosce nessuno, il sindaco di Venezia, Sì. segretario, ministro, e poi De Michelis ancora ministro, insomma, devo dire, non male. Allora adesso andiamo con il primo servizio. Andiamo poi quando Valeria Zagolin diventa assessore al comune di Treviso, però vediamo il primo servizio, poi racconteremo questa esperienza da assessore. Il pezzo per il nostro Alessandro Ganzieri in regia è il numero 2 e parliamo di emergenza abitativa.
I Lucchese, padre, madre e 7 figli, vivevano qui in un carrozzone sistemato a Sant'Abona in condizioni che potete ben immaginare. Di loro e delle loro condizioni di vita disumane ci eravamo occupati un po' tutti, anche quando un vicino aveva preso a fucilate Daisy, una cagnetta che portava un po' di felicità alle sorelline lucchese. Sull'assegnazione di una vera casa questa povera gente si era anche polemizzato, ma Comune e Provincia di Treviso, con il prezioso apporto della San Vincenzo e della Croce Rossa, si stavano muovendo e oggi padre, madre e 5 figlie, altre 2 vivono oramai in Toscana dai nonni, hanno potuto entrare e prendere possesso di una vera casa, non nuova ma dotata di tutto il necessario e di un pezzetto di terra per coltivare un orticello. Le chiavi le ha consegnate alla signora Lucchese, una donna provata dalla durezza della vita ma piena d'energia, l'assessore all'assistenza del comune Valeria Zagolin, che era accompagnata dal collega di giunta Armando Alfieri, dall'assessore provinciale all'assistenza Pietro Furlan e dai responsabili della San Vincenzo. Un vero consorzio di buona volontà che, è stato sottolineato, dovrebbe attivarsi più spesso e che in questo caso ha dato ottimi risultati. Il comune ha messo a disposizione la casa, la provincia ha approntato il riscaldamento e acquistato coperte e generi di prima necessità. La San Vincenzo ha risistemato pavimenti ed infissi e continuerà a fornire il gasolio per il riscaldamento. Il resto pian piano toccherà naturalmente ai lucchese. Oggi la signora faticava a parlare. È tanto bella, ci ha detto, siete stati tutti tanto buoni. Sono felice soprattutto per le mie bambine che quando torneranno da scuola troveranno un po' di caldo, l'acqua per lavarsi ed un tavolo per fare i compiti. La famiglia entrerà in casa domani. Questa per loro sarà davvero l'ultima notte di buio e di freddo. 28 gennaio 1987, però facciamo un passo indietro. Valeria Zagolin diventa assessore nel comune di Treviso nel 1984. Sì, divento assessore al bilancio. Prima ero capogruppo, divento assessore al bilancio. Con sindaco Mazzarolli. Con sindaco Mazzarolli e Tullio Guadagnin, che era assessore al bilancio, passa ai lavori pubblici. Allora intanto Alessandro, se fai rivedere il consiglio comunale che abbiamo visto prima, così mentre chiacchieriamo di questa parte diciamo storica di Valeria Zagolin, facciamo vedere il consiglio comunale che sostanzialmente è sempre lo stesso come immagini. Dicevamo appunto Antonio Mazzarolli sindaco, Tullio Guadagnin, cos'era? Già vice sindaco oppure era capogruppo? No, credo che il Guadagnin sia diventato vice sindaco, credo durante la giunta Azzi. Mi par di ricordare. E allora invece lei a un certo punto diventa assessore al bilancio. Divento assessore al bilancio appunto l'ultimo anno praticamente di amministrazione, eredito evidentemente da Tullio. Per esempio l'iniziativa di Tullio era stata quella di cercare di promuovere la presentazione del bilancio in maniera democratica in tutti i quartieri e quindi di divulgarlo, di semplificarne la lettura in modo che riuscisse ad essere di maggior comprensione da parte dei cittadini. Antonio Mazzarolli, che sindaco era all'interno della giunta, come se lo ricorda? Devo dire, Mazzarolli era una persona molto che tendeva a voler mantenere tutto in equilibrio. Non era particolarmente dinamico. Non era particolarmente. Qui invece vediamo Tullio Guadagnin che è al suo fianco. Invece Tullio Guadagnin era assolutamente il contrario, estremamente dinamico. Sì, non c'è ombra di dubbio. Infatti secondo me quella era la coppia vincente, è stata la coppia vincente per Treviso per molti anni. Sì, probabilmente sì, perché appunto Tullio era invece uno estremamente determinato e deciso nelle proprie scelte, nel portare avanti per risolvere i problemi concretamente. Sì, lo ricordiamo, certo. È lui insomma l'azione per arrivare a prendere Palazzo Rinaldi e farne certo. diciamo prolungamento del Palazzo del Municipio come abbiamo adesso. Poi arriviamo al referato invece per l'assistenza sociale. Qual è il cambio del referato? Quando è che arriva? Il cambio del referato avviene dopo le elezioni dell'85, io vengo riconfermata consigliera comunale e quindi si parte con la giunta, credo da ottobre, perché prima c'erano sempre mesi un po' pesanti di trattative politiche, eccetera, e quindi io divento assessore nell'85 e come
in parte tradizione, divento assessore ai servizi sociali, che è sempre stato uno dei settori considerato femminile, no? Appunto, tanto vero che noi abbiamo detto no, sociale è donna, ma è vero che sociale è donna? Non c'è ombra di dubbio, cioè nel senso che credo, cioè tutto sommato sono abbastanza poche le donne che sono, specie in quegli anni, che hanno avuto assessorati diversi, diciamo che andavano dal sociale alla cultura, grosso modo. Questi erano i 2 assessorati, infatti io poi ho spezzato anche questo, devo dire, quando poi sono diventata assessora all'urbanistica. Ecco, allora invece rimaniamo diciamo sul sociale, però parliamo anche di urbanistica per certi diversi, perché ci vediamo l'inserto numero 3, rimaniamo agganciati alle esperienze di questa famiglia lucchese di Santabona, perché c'è sempre stata l'emergenza a casa, c'è anche adesso a Treviso, però sempre nell'87 viene affrontata così dall'assessore Zagolini. C'è notevole preoccupazione in vari comuni veneti dopo la ventilata possibilità che la gran parte di loro venga esclusa dall'elenco delle città ad alta tensione abitativa, che istituiva una serie di misure finanziarie per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità d'abitazioni e prorogava anche gli sfratti per finita locazione. Ieri a Vicenza si sono riuniti gli assessori competenti di Venezia, Verona, Padova, Vicenza e Treviso, concordando una dura presa di posizione che chiede alla Regione di sostenere con la massima fermezza la riconferma del precedente elenco che un nuovo decreto pare destinato a rivoluzionare, con molte esclusioni, in particolare di comuni veneti. In caso contrario, gli amministratori dichiarano che non potranno che prendere atto di quanto stabilito, riconoscendo che, non essendo per loro riconosciuto il fenomeno dell'alta tensione abitativa, verrebbe meno la competenza in materia delle rispettive amministrazioni, essendo questa di fatto attribuita all'autorità prefettizia in quanto rappresentante del governo. Avviate anche una serie di iniziative nei vari comuni. A Treviso la situazione l'ha illustrata l'assessore Valeria Zagolin in una conferenza stampa, definendo drammatiche le conseguenze di un'esclusione dall'elenco del capoluogo della Marca. Vi faccio alcuni esempi di cosa significherebbe. Significa che la commissione che dovrebbe essere istituita presso la prefettura per graduare gli sfratti durante l'anno prossimo non verrebbe più realizzata. Significa che per esempio Treviso non sarebbe più considerato un'area nella quale dare i finanziamenti previsti dalla legge Goria per i mutui della casa. Significherebbe essere tagliati fuori dagli eventuali finanziamenti che potrebbero venire per interventi per nuova costruzione o per acquisto di case da dedicare al problema degli sfratti. Attualmente nel territorio mandamentale di Treviso per il 1986 ci sono ben 566 sfratti da eseguire, di cui circa il 60% nella città capoluogo. Una situazione quasi drammatica che non si cancella certo per decreto. È stato, diciamo così, un bel problema quello della casa? Non c'è ombra di dubbio, è stato un problema veramente, è ancora veramente un problema? grosso. Lo è ritornato, certo. Ecco, ma lì ad esempio chi si presentava, cioè come funzionava? Perché poi quando uno è ai servizi sociali gli arriva veramente di tutto. Io ho visto in diverse occasioni si va proprio letteralmente in difficoltà, perché si va dai buoni pasto perché uno non ha da mangiare all'emergenza abitativa, addirittura le bollette da pagare. Beh, infatti io l'ho sempre detto che aver fatto l'assessore all'assistenza è stato un momento di crescita personale notevole, perché conoscere la parte del mondo che ha problemi ti aiuta a capire com'è la vita. Ecco, e guardando adesso è cambiato molto secondo lei il... Non lo so, devo dire onestamente non seguo più da vicino le problematiche del comune. Però... devo dire che perdere la casa, comunque so che appunto c'è questa emergenza abitativa anche adesso, devo dire che all'epoca abbiamo cercato di, in tutti i modi di intervenire, perché ricordo che appunto Tullio Guadagnin ha comprato 2 palazzine all'epoca proprio per riuscire a dare una risposta almeno ad alcuni. E qui parlavamo, diciamo, di pochissima presenza straniera, cioè di immigrazione. Ah beh no, sì certo, non c'erano ancora in quegli anni. C'era un po' di Sinti, un po' di Rom che forse avevano bisogno di essere reinseriti. Per carità, c'erano... Sì, devo dire che ho presenti Levakovic che abitavano nelle casette minime sotto via a San Lazzaro.
c'erano alcune problematiche, devo anche dire che comunque erano nomadi stanziali in realtà. Nel senso che abitavano lì ormai dal dopoguerra. Quindi... Visto che ci stiamo avvicinando alla pubblicità, è stato come assessorato il più difficile di quelli affrontati nella sua carriera da amministratrice, oppure lo ricorda, diciamo, qual è l'assessorato che ha affrontato in maniera più, cioè che ha visto come una prova veramente pesante? Ad esempio, non so... Devo dire, pesante, credo che sia bello fare gli assessori, sì, cioè, però, nel senso che come impatto, per carità, come impatto, voi un po' perché era praticamente il primo assessorato che gestivo, sicuramente quello dell'assistenza e sanità non è stato da poco, tenendo conto che durante il mio referato è scoppiato il problema dell'AIDS, c'è stato Chernobyl, quindi ci sono state delle emergenze, sì, non da poco. Comunque diciamo che come assessorato sì, è stato il più difficile da affrontare rispetto, non so, agli altri che poi ha affrontato, oppure tutti sono sostanzialmente impegnativi? Sono tutti impegnativi. Adesso però facciamo un piccolo accenno al passaggio successivo, perché vi faccio vedere l'inserto, il numero 4, perché Valeria Zagolin, qui parliamo di come dire, assessore nella giunta di Antonio Mazzarolli, che vuol dire, diciamo, una parte della storia di Treviso, mettiamola così, anni 80. Poi succede qualcosa all'interno della Democrazia Cristiana e proprio sempre in questo 1987 c'è una sorta di ribaltone. Vediamo questo servizio che preannuncia una crisi, devo dire, non indifferente. Inserto 4. Si potrebbero definire improntate al sollievo le reazioni di DC, PSI e PLI, i tre superstiti del pentapartito che reggeva il comune di Treviso, all'indomani del dibattito politico dipanatosi per oltre 4 ore ieri a Palazzo 300. PRI e PSD, sia pure con diverse sfumature, hanno sparato a zero, confermando il loro disimpegno dalla maggioranza, ma soprattutto i socialdemocratici hanno lanciato accuse più marcate allo stile di far politica di DC e PSI, paralizzati e paralizzanti nelle loro beghe interne, assolvendo sindaco e giunta, definibili come le prime vittime del disagio dei loro partiti. Stanti le dichiarazioni dei loro ex alleati e vista la prossima conclusione dei congressi di DC e PSI, democristiani e socialisti sembrano intenzionati, così come il liberale Bettero, a considerare questo tripartito una fase di passaggio verso una nuova alleanza a 5 preceduta da indispensabili chiarimenti. Così si è espresso il capogruppo DC Vittorino Pavan, che ha valutato gli attacchi di PRI e PSD come la sacrosanta pressione di alleati che vogliono risolvere i problemi. Sulla stessa linea anche il vice sindaco Tullio Guadagnin, che aggiunge di considerare il tripartito una soluzione temporanea, valida esclusivamente per evitare la paralisi amministrativa che sarebbe seguita all'apertura di una crisi vera e propria. Tutto risolto a tarallucci e vino? Nemmeno per sogno. Repubblicani e socialdemocratici hanno vestito i panni degli esaminatori severi e dai loro alleati pretendono ben altro che dichiarazioni di intenti. L'unità dei gruppi dei due maggiori partiti, ad esempio, per ora rimane chimera e non è certo matematico che possa sortire dal dopo congressi. E il problema non è solo questo. Il rebus metterebbe a dura prova anche il sistema nervoso di ferratissimi enigmisti. Per la soluzione bisogna andare a vedere in una pagina ancora da scrivere. La pagina a quel tempo era ancora da scrivere e la pagina che poi è stata scritta la raccontiamo subito dopo la pubblicità, sempre con Valeria Zagolin. Estate insieme trevigiana, un altro successo, il nono per la precisione, visto che questa iniziativa che ha riscosso numerosi proseliti è stata ideata nel 1978. Dunque gli organizzatori, in primis il comune ma anche il folto numero di animatori, oltre un centinaio, e i coordinatori, Renzo Pupolin, Carlo Carra e Francesco Brusatin, hanno fatto ancora una volta centro. All'estate insieme 87 hanno partecipato, fra i ragazzini delle scuole materne ed elementari, in luglio 650 unità, in agosto oltre 500.
1900. Il dottor Pupolin ha tenuto a precisare l'inserimento anche di una quindicina di portatori di handicap piuttosto gravi. Per loro c'è stata l'assoluta necessità di un intervento individualizzato. Quest'anno ai centri estivi del comune di Treviso non hanno potuto partecipare i ragazzi delle scuole medie inferiori. L'organizzazione ne è uscita un po' risentita, ma in compenso esistono buone prospettive perché il prossimo anno si accettino nuovamente iscrizioni di ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Tutto questo grazie anche alla disponibilità dell'assessore di reparto Valeria Zagolin, che oggi ha convocato una conferenza stampa per spiegare ai presenti non solo il bilancio finale dei centri. In programma per il 27 agosto alla Fondazione Benetton c'è infatti un gran finale con botto. Estate Insieme 87 chiude nel migliore dei modi con una grandiosa festa denominata Estate Insieme al Punto Verde, festa dei minisport alla Fondazione Benetton. Chi ha occasione giovedì prossimo partecipi a questa iniziativa esemplare per serietà ed impegno. L'obiettivo, come ha precisato il presidente di Treviso 900 Francesco Brusatin, è quello di aiutare i giovani a capire lo sport. Si inizierà alle ore 16 sino a tarda sera con cena per tutti ed il coinvolgimento attivo dei genitori di tutti i ragazzini presenti ad attività e divertimento. Ma lì dov'era l'ufficio del... Credo, cioè era al piano terra di Palazzo Rinaldi, dove adesso c'è la Brat. Ecco, però devo dire bello luminoso, poi c'è sempre questo tocco femminile negli uffici in rosa, riuscite sempre a dare un tocco, poi quando noi veniamo alle conferenze stampa si vede proprio chiaramente la diversità. Sul serio? Quando entri negli uffici gestiti da uomini, tanto c'è molta confusione, ma confusione di cose dimenticate, invece la confusione creativa è tipico delle... Poi c'è sempre un mazzo di fiori, una cosettina, ad esempio in quel caso dopo Alessandro ci farà rivedere il servizio, c'era questo fiore che emergeva sul tavolo. Poi devo dire una cosa che è particolare, non so se l'avete notato nel corso del servizio, è come eravamo vestiti. La moda degli anni '80 è riconoscibilissima, devo dire, con queste spallone. Tornando a noi, allora, qui siamo nell'agosto 1987, 22 agosto 87 il servizio, e qui c'è già stato il ribaltone, nel senso che Valeria Zagolin continua ad essere assessore, ma è cambiato il sindaco è diventato Sandro Reggiani. Raccontiamo un po' questo passaggio. Casca la giunta Mazzarolli perché all'interno della DC ci sono 5 dissidenti che non sono più d'accordo, vogliono rivoltare il mondo, succede quello che succede e a quel punto decidono che c'è il passaggio di testimone, c'è il primo, anzi in realtà il secondo sindaco laico della storia di Treviso. Il secondo ed unico sindaco laico fino al 93. Sì, perché appunto la prima era stato il famoso ribaltone fatto con la giunta Azzi nel 76. Mentre invece questo appunto è stato con Reggiani. Devo dire che era sempre una soddisfazione riuscire a mettere la Democrazia Cristiana all'opposizione. Questa è la parte politica. Sì, anche perché lì parliamo di un vero e proprio monolite in Consiglio Comunale. Allora, la Democrazia Cristiana credo avesse 18 consiglieri su 40, per cui voglio dire il peso era notevole. Infatti anche in questa giunta sono entrati praticamente tutti, ad esclusione della MSI che non poteva entrare, ma che tacitamente comunque non era sfavorevole. E appunto eravamo credo tutti dal PC al PLI, passando per la Lega, passando per tutti. Tanto ragazzi, facciamo vedere intanto che continuiamo a chiacchierare, il nostro Alessandro ci fa vedere l'inserto e lo 05 perché sono delle immagini sempre dell'87 della giunta Reggiani durante una riunione di giunta. Per capire una cosa, la presenza femminile, qui abbiamo Rosso Coletti, tanto per intenderci, certo. Sandro il sindaco, le ho un po' rallentate perché così riusciamo a vedere bene i volti, perché di solito le immagini di repertorio scivolano via, devo dire sempre in particolare la sua acconciatura, devo dire. No, devo dire che inconfondibile. È stata un disastro quel taglio lì, devo confessare. Ho cambiato parrucchiere dopo quel taglio. Ecco, allora dicevamo, differenza tra Mazzarolli e Reggiani sotto il profilo di, come dire, affidarsi alla presenza femminile in gestione di un comune come quello di Treviso. Questa è proprio una vicenda, un giudizio esclusivamente personale, nel senso che io conoscevo Reggiani di nome perché lui e Visentini erano stati compagni di scuola di mio padre al classico, quindi
erano persone... Visentini parliamo di... Ministro, ovviamente. Il ministro Visentini e lui... Ministro delle Finanze. Sì, esatto. Cioè, storico. Certo. Ecco, compagno di scuola di suo padre. Sì, erano ho la fotografia in quarta ginnasio insieme di tutti loro. Il bello della nostra storia è che tu prendi una cosa e poi vieni su come una radice, è tutta un'altra vicenda, potremmo aprirne un'altra di puntata, anzi la apriremo perché Bruno Visentini è uno statista dimenticato secondo me, che invece va rivalutato. Certo, sicuramente. Rivalutato, perché lui come Ministero delle Finanze ha risolto tanti di quei problemi. Torniamo a noi, allora dicevamo. E quindi voglio dire, di Reggiani, di Visentini avevo sentito parlare da mio papà, evidentemente, che credo l'avesse anche votato, cioè voglio dire, era sì, questa cosa. E lui mi viveva quindi lo stesso, sapendo che ero la figlia di Tullio. Mi viveva in questo modo. E devo dire che appunto una volta sono andata a parlare, gli ho chiesto un appuntamento, sono andata a parlargli perché avevo, non mi ricordo assolutamente che tipo di problemi, ma dei problemi con i quali ritenevo opportuno parlare con lui prima di portare l'argomento in giunta, avvisarlo. E allora Reggiani mi ha riempito di complimenti dicendo ma una come te in questo antro buio della politica, delle cose, cioè, devo dire uno resta anche un po' compiaciuto e sono uscita senza affrontare l'argomento. Dopo una settimana ritorno alla carica però perché era un problema scottante e quindi dovevo assolutamente riuscire a parlargli. Da assessore, certo. Ritorno quindi per parlargli e praticamente la scena è continuata così. Cioè dovevo per forza di cosa affrontare l'argomento in giunta perché lui non riusciva evidentemente con una ragazza a parlare di lavoro. Con estrema educazione, voglio dire, cioè, assolutamente, e però proprio non riusciva. Ecco, allora siamo donne e politica, una continua conquista, quindi siamo giusti come tema, insomma. Voi sì, certo, fatica... anche perché le battaglie delle donne poi si rischia sempre di tornare indietro. Basta pensare a questo, che appunto adesso in Consiglio Comunale c'è solo il 15% di consigliere comunali. Sono molto poche come presenza, mentre in giunta va dato atto che ci sono c'è il sindaco, poi ci sono 4 assessori e 4 assessore. Ecco, quindi va detto insomma che la conquista non è mai sicura. Non è mai... Cos'è che vi manca a voi donne secondo lei? Cioè politicamente parlando, autostima, forza di imporsi, retaggio culturale? Secondo me c'è anche una tendenzialmente... Allora, il problema è questo, che da un lato il modello di potere è un modello maschile. E quindi rispetto a noi o ti adegui oppure cerchi di non adeguarti. Devo dire che resto convinta di una cosa. Io ho conosciuto pochissimo Tina Anselmi, nel senso che ci ho fatto solo un dibattito una volta direttamente proprio nel 74, quindi non l'ho conosciuta. Ma nel corso degli anni mi sono accorta di una cosa, che secondo me lei... E ho riconosciuto in questo forse una caratteristica femminile, se così possiamo definirla. Cioè perché una persona che riesce a far approvare le leggi che ha fatto approvare lei, non puoi dire che non sia una persona capace. Però tendenzialmente, per esempio, sulle cose del comune, locali, eccetera, lei non c'era. Aveva un concetto di potere diverso. Cioè, faccio per dire, da me su alcuni, se penso appunto anche alla mia esperienza di giunta, per esempio, c'erano delle cose che secondo Tullio Guadagnini non potevi passare perché dovevi contrattare in qualche modo, no? Mentre invece se io su una cosa sono d'accordo, cioè indipendentemente dalla forza politica che me la propone, dalla persona, eccetera. Cioè, secondo me c'è una differenza proprio sul concetto di potere. Ecco, questo è molto interessante questa cosa. Adesso invece le faccio vedere un esterno che a lei sarà molto caro, immagino. Vediamo il nostro Alessandro, qui siamo in Piazza del Grano e diciamo adesso sulla sinistra vediamo sicuramente la sede del PSI trevigiano. Cosa le ricorda questo luogo? Mi ricordo che allora io ero la sezione di Treviso, quando io sono diventata segretaria nel 77 era presso la Federazione di Treviso e poi sono stata invece io che sono riuscita a trovare un'altra sede per il cosiddetto comitato comunale, perché a Treviso nel frattempo erano state aperte altre 2 o 3 sezioni cittadine e quindi c'era l'organismo del comitato comunale ed eravamo andati in via Manzoni. E vedere questa città così, questa Treviso da anni 80,
rispetto alla politica, anche pensando alla politica di quel tempo? Beh, sicuramente, voglio dire, la forza, il peso dei partiti era profondamente diverso rispetto alla situazione attuale, nel senso che poi nei partiti dell'epoca si veniva anche formati, si cresceva lentamente, cioè si acquisivano competenze anche. Faccio vedere un altro pezzettino molto interessante. Qui siamo a una festa pro elezioni, quelle riunioni che venivano organizzate. Le arriviamo un sonoro. Da noi, quale impegno per poter poi corrispondere appunto non con le parole ma con i fatti a quello che credo ciascuno di voi ha dentro, vorrebbe sentire compreso, vorrebbe sentire tradotto in risposte concrete e precise. Credo che anche voi in questa campagna elettorale avrete letto sui giornali le molte inchieste che si sono sviluppate. Un elemento è comune a tutte queste inchieste, una cosa credo possa essere ritenuta valida, anche se le inchieste sono sempre attendibili fino a un certo punto. Il fatto che tutte dicono che oggi il grosso della gente si attende dalla democrazia, si attende dalle istituzioni, si attende dai partiti risposte ai problemi concreti. Gianni De Michelis chi era per Valeria Zagolin? Beh, Gianni De Michelis in parte il responsabile delle mie scelte di vita, perché una volta iscritta al Partito Socialista, Gianni De Michelis al primo congresso della sinistra socialista regionale di Feltre, credo, anzi non era un congresso, era 3 giorni di lavoro, eccetera, ha identificato me, Renato Brunetta e Nino Marguccio, che era l'assistente di Giovanni Astengo, che era il rettore di urbanistica, e ha detto: voi 3 venite qui che ho bisogno di voi, e ci ha messo a lavorare, per esempio, a fare il famoso libretto rosso dei comprensori uscito per le campagne elettorali del 75, in cui appunto io, Renato, Marguccio, Marina Tazzer abbiamo girato tutto il Veneto per fare le piattaforme comprensoriali di tutti i comprensori del Veneto. E quindi per chi non lo sapesse, cosa sono i comprensori? Perché uno... Allora, i comprensori erano un'aggregazione di comuni perché si riteneva, da un punto di vista urbanistico e anche sociale, per la verità, che i comprensori dovessero essere uno dei livelli di pianificazione importanti, nel senso che giustamente per le strade, pensiamo per esempio a che cosa ha significato in termini urbanistici il fatto che ci sono comuni che hanno 5 aree industriali o artigianali diffuse nel loro territorio che non coincidono assolutamente con le 5 aree del comune a fianco e così via. Quindi si riteneva opportuno che a livello sia di servizi sociali sia soprattutto di urbanistica ci fosse una visione di un'area più vasta dei singoli comuni proprio per organizzare meglio. Questo qui cominciate a ragionare come Partito Socialista in che anno? Anni 70. Anni 70, con un libretto, cioè con libretto rosso dei comprensori, scusami. Con il professor Brunetta? Sì, con Renato, certo. Con Renato, con Renato, ecco, giusto per dire. E, no, è interessante perché poi adesso tutte queste cose, uno dice la politica di un tempo, ecco adesso scopriamo quanto lavoro c'era dietro, quanta idea, quanto studio e soprattutto quanta volontà di prospettiva. Vi spiego? Sì, certo, c'era, e devo dire, ritornando a Gianni, cioè lui onestamente credo che sia la persona più intelligente che io abbia conosciuto e che aveva una capacità di visione che non ho mai trovato in nessun'altra persona. Mai trovato in nessun'altra persona? No, assolutamente. Adesso arriviamo, diciamo così, a un'altra parte, perché è vero, Gianni De Michelis è un faro di riferimento per il Veneto, però in questa nostra provincia di Treviso c'erano le 2 anime. Da che parte stava? Dalla parte di Gianni De Michelis, Tullio Guadagnin, oppure dalla parte di Ciro Zanella che abbiamo visto prima? Devo dire che allora, nel 73, quando mi sono iscritta al partito, appunto perché avevo conosciuto dei socialisti che venivano alle riunioni della facoltà di urbanistica, eccetera, mi telefonano che c'è il congresso e scopro con panico che stavo frequentando 2 correnti. Che detta esatto. Così sembra che avesse 2 morosi. Sì, esatto. Mi stavo vedendo con 2 uomini. Sì, esatto, per cui stavo frequentando la sinistra socialista, che era quella di De Michelis, di Riccardo Lombardi e così via, e i cosiddetti bertoldiani con Renato Mauro e Giomo, che erano quelli della corrente del ministro del lavoro Bertoldi. Per cui nel 73 non sono andata a votare al congresso, nel senso che non avevo ancora... Ma chi era più di sinistra dei 2? Sicuramente i lombardiani.
Quindi De Michelis. Quindi De Michelis. Ecco. Ma Siro Zanella poi come arriva, dove si posiziona? Lui si pone con gli autonomisti, quindi sulla classe invece di Nenni, Craxi, su questo filone. Cioè autonomisti in che senso? Come partito autonomo e non agganciato? Devo confessare che in questo momento non ricorderei quali erano le divisioni ideologiche, anche perché ci sono stati, sì vabbè, ovviamente i partiti di sinistra, il Partito Socialista è sempre stato particolarmente vivace, per cui fra scissioni e riunioni e riscissioni non è facilissimo ricostruire le diversità delle linee politiche Nel sostenute. frattempo stiamo vedendo le immagini di un congresso del Partito Socialista provinciale dell'82 e intanto che noi chiacchieriamo di politica volevo far vedere come le donne non fossero sul palco, arrivano alla fine, tra cui arriva anche Valeria Zagolin, a portare il mazzo di garofani al vincitore, a chi viene praticamente dichiarato segretario provinciale, in questo caso Siro Zanella. Torniamo a noi, quindi frequenta queste due correnti e poi a un certo punto decide per De Michelis. E poi appunto quando De Michelis ci ha convocato, è stata proprio la forza delle idee che mi ha fatto scegliere di restare fra i socialisti lombardiani. Ma allora ad esempio Craxi rispetto ai socialisti lombardiani era più centrista, cioè era più pragmatico, perché poi chi non ricorda bene di politica, quando si parla di socialisti si parla di Craxi e poi in Veneto si parla di De Michelis. Due facce della stessa medaglia del socialismo oppure due persone che si confrontavano e si contrastavano anche? Beh, sicuramente si confrontavano e anche si contrastavano, dopodiché la linea era appunto legata alla situazione del governo, delle uscite, cioè nel senso che rispetto al centrosinistra, rispetto alle prime esperienze del centrosinistra, per esempio la sinistra lombardiana si distingueva da questo, per cui erano posizioni diversificate oggettivamente, anche se poi, come si sa, c'è stato invece il fatto che De Michelis è passato, diciamo, con Bettino Craxi, quindi sì, appunto, poi alla si fine è creata... Senta, il nostro tempo è finito, anche noi vediamo qui quando viene proclamato praticamente segretario provinciale nell'82 Siro Zanella, poi vediamo un po' di altri volti, abbiamo visto appunto che a portare i fiori sono le donne. Tornando alle donne in politica, insomma, nel passato di tempo da quando portavate i fiori, adesso guidate i partiti, anzi guidate anche addirittura la nazione. Il governo, certo. Insomma, mi sembra un bel passo avanti. Sì, bisogna sempre però stare attenti a non tornare indietro. Comunque sì, queste sono sicuramente delle belle conquiste, nel senso che è importante anche far crescere le bambine, sapendo che è possibile arrivare allora, a questi livelli. L'ultima cosa che voglio far vedere è il libro che ha portato, perché c'è un libro importante da far vedere alle bambine o comunque alle ragazze, facciamolo vedere. Sì, ecco, allora, è che libro è? È un libro che abbiamo scritto io e Stefania Barbieri L'altra faccia della luna. Quando era consigliera di parità della provincia di Treviso. Abbiamo fatto questo libro raccogliendo tutti i dati delle presenze delle donne trevigiane nella politica. Quindi con le date... insomma un lavoro non da poco. Sì, sì, è stato un bel lavoro. Ecco. E oltretutto poi c'era la prima parte che è stata scritta da Anna Vinci su Tina Anselmi, e quindi secondo me Stefania appunto, ecco, anche questo libro ha contribuito al rilancio che ha avuto per fortuna la figura di Tina Anselmi in questo periodo. Perché una ragazza dovrebbe leggere quel libro? Perché appunto vedere come sono cambiate anche le situazioni delle donne, perché per esempio io lo ricordo sempre, uno pensa al passato, per esempio agli anni '80 con una scarsa presenza femminile in consiglio comunale. Non è del tutto vero, perché nell'80 c'erano 6 donne e 1 o 2 assessori, nell'85 sono state elette 8 donne, 8 su 40, quindi sono il 20%, una percentuale per dire maggiore di quella che abbiamo adesso in Consiglio Comunale a Treviso. Per dire, insomma, guardiamo al passato, come c'è stato l'avanzamento per non perdere posizioni in futuro.
Ecco, la mettiamo così. La prossima volta parliamo anche di Marisa Bellisario? Sì. Perché ormai il tempo è finito. Perché c'è anche da dire, questa donna manager, Italtel, fortissima, che deve essere stata socialista poi tra l'altro, che deve essere stato un faro anche per tutte voi all'interno del partito. Certo, e poi perché ricorda questi anni degli anni 80, come gli anni 70 sono stati gli anni delle conquiste di leggi per le donne. Così gli anni 80 sono stati invece quelli in cui si è partita, cioè per dire è stato istituito il primo comitato per le pari opportunità, è stata istituita la prima commissione per le pari opportunità, cioè si è aperto finalmente un mondo più specializzato anche su questi argomenti. Un mondo che adesso viene dato per scontato, ma che diciamo, non lo è, certo. non lo è, e che anzi bisogna mantenerlo giorno per giorno, ed è per quello che noi raccontiamo queste storie, perché guardando il passato è giusto mantenere presente e poi naturalmente progettare il futuro. Grazie a Valeria Zagolina, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte, ripartiamo da amministrazione, diciamo così, locale, comunale, ma anche politica. Sembrava decisamente più drammatica la situazione idrica nella frazione di Ponte della Priula allorquando i tecnici comunali si sono accorti che dal pozzo che serve la frazione di Susegana alla vigilia di Natale non sgorgava acqua in abbondanza. A distanza di 4 giorni l'amministrazione ha preso le adeguate contromisure, come testimonia in questa intervista il sindaco di Susegana Gianni Montesel. Si lavora alacremente oggi a Colfosco di Susegana. Ecco, sindaco, che cosa si sta facendo per sopperire, per ovviare a questo inconveniente, a questa mancanza d'acqua? Cioè stiamo ricostituendo, rimettendo in servizio una vecchia condotta attualmente disattivata. Stiamo facendo un bypass che dalla linea che alimenta tuttora Ponte della Priula si sta ricongiungendo una vecchia linea attualmente fuori servizio che entro sera sarà in funzione e allevierà notevolmente i bisogni di Ponte della Priula. Ecco, quante famiglie attualmente sono senza acqua? Ma circa un terzo delle famiglie di Ponte della Priula, circa 250-300 famiglie, risentono della scarsità dell'approvvigionamento. La situazione è allarmistica, è allarmante, oppure si può dire con tutta tranquillità che si sta facendo il possibile e quindi si recupererà una situazione di normalità in brevissimo tempo? Ma ritorneremo ad una situazione quasi normale per la quasi totalità delle famiglie di Ponte della Priula, tranne per una parte, intendo quelli che alloggiano ai piani alti di condomini, che avranno un tempo più lungo per ritornare alla normalità, e pensiamo di poter tornare a regime normale nel giro di un mese circa. Ecco, per le famiglie che abitano ai piani superiori cosa si può dire, sindaco? Pazienza e di attrezzarsi per sopportare questo periodo di disagio. Un mese, avete sentito, ci vorrà dunque perché tutto ritorni alla normalità, e comunque che le poche decine di famiglie senza acqua, quelle cioè alloggiate ai piani superiori di condomini, ritornino ad usufruire di questo indispensabile servizio. Ma era prevedibile questa situazione di precarietà? Una domanda alla quale il sindaco ha risposto con molta franchezza, affermando che finora non si era mai verificato un caso simile e che comunque prima o poi doveva succedere. Per questo l'amministrazione ha già in progetto a medio termine la revisione generale dell'intera rete idrica comunale. Il primo intervento, che verrà appaltato nella prossima primavera, prevede l'installazione di un nuovo serbatoio dalla capacità di 1200 metri cubi che darà soddisfazione a tutte le famiglie di Ponte della Priula. Nel giro di 3 anni tutto l'acquedotto comunale sarà in grado di erogare un servizio tempestivo, evitando situazioni di emergenza come quelle di questi giorni. Un progetto ambizioso ma assolutamente indispensabile, per il quale l'amministrazione di Susegana spenderà oltre 4 miliardi di lire. Era il 29 dicembre dell'86 e Gianni Montesel era sindaco da quanti mesi? Dall'8 settembre 1986. Quindi è cominciato, tanto benvenuto, è cominciato il mandato con un bel problema, perché quando manca l'acqua da un comune sono guai e guai seri, tra l'altro tra Natale e Capodanno. No, ricordo, era il giorno di Natale
è arrivato il responsabile del servizio, era tempo, quasi ora di messa, no? La messa di Natale, e suona il campanello e mi dice: c'è un problemino, non c'è più acqua nel pozzo. Guarda, cosa stai dicendo? No, guarda che siamo nella peste e corri, il servizio è anche più buono o dipinge una realtà migliore di quella che si è potuto constatare in quegli 2 giorni, cioè Santo Stefano era già giorno pieno di lavoro con l'amministrazione portata in municipio per lavorare. Non era una rottura di condotta, non era una disfunzione dell'acquedotto, era che uno dei 3 pozzi che alimentano la rete dell'intero comune era andato in secca. La falda si era improvvisamente abbassata oltre il limite di pescaggio delle pompe. Considerate che al tempo le pompe pescavano dei livelli di poco attorno ai 15 metri massimo, perché acqua ce n'era a iosa. Il pozzo di Colfosco pesca vicino ai 15 metri anche adesso, per dire. Cioè ci troviamo un pozzo in secca, era il meno importante dei 3 pozzi, se vogliamo, ma era importante perché era quello che immetteva la quantità d'acqua per dare pressione e soddisfare tutte le case alte. E allora proprio per questo andiamo a vederci subito il pezzo del giorno successivo, quindi del 30 dicembre, sempre del 1986, e sentiamo appunto che il problema non era una condotta rotta, ma non c'era proprio acqua, un po' come adesso, insomma. Vediamo il pezzo. Sono oramai parecchi giorni che non piove. Sì, è vero, una spruzzatina ci è stata regalata qua e là, ma tutto sommato è ben altro quello che si attendono molte persone, ad iniziare dagli agricoltori. Strano ma vero, l'acqua è attesa come manna dal cielo anche dai politici. Battuta a parte, ma il riferimento è comunque pertinente, la situazione che si è creata a Ponte della Priula è sintomatica e rende bene come sia difficile vivere senza questo bene di prima necessità. Dal 24 dicembre la frazione di Susegana è dunque senza acqua, colpa della pioggia che non cade, del Piave che si sta prosciugando e, conseguentemente, delle falde sotterranee che non ricevono più linfa vitale. La colpa non è di nessuno, questo è bene chiarirlo subito, tantomeno di un'amministrazione come quella di Susegana che ha fatto e sta facendo il possibile per recuperare normalità. Proprio ieri sera giunta e tecnici comunali hanno effettuato alcuni sopralluoghi nelle zone più colpite. In tutta la frazione di Ponte della Priula l'acqua arrivava normalmente sino ai primi piani, mentre dopo le 21:30 ne sgorgava un po' anche ai piani superiori. Subito dopo la giunta si riuniva per prendere una soluzione definitiva. 3 le ipotesi considerate: allestire una condotta provvisoria superficiale che arrivasse dai pozzi vivi, creare un bacino provvisorio per pompare l'acqua in parallelo e comunque in piano, oppure potenziare il pozzo di Ponte della Priula, scavando in profondità per trovare un'altra vena d'acqua. Soluzione questa che è parsa la più percorribile. Così, già fin dai prossimi giorni, una ditta specializzata inizierà una lenta e difficile perforazione del suolo, tenuto conto delle condizioni meteorologiche e degli strati di rocce che ostacoleranno le trivelle. Ma nel giro di un mese o poco più, così ha assicurato il sindaco Gianni Montesel, le famiglie di Ponte della Priula avranno acqua a sufficienza. Il costo dell'operazione non è poi così elevato, 20-25 milioni. Ne vale la pena, in attesa di procedere in primavera alla risistemazione dell'intera rete idrica. E la popolazione come ha reagito? Civilmente, così assicura il sindaco. Ha capito il problema e si sta attrezzando adeguatamente. Non resta che attendere dunque, civilmente e con tanta buona pazienza. Con tanta buona pazienza, sì. Però devo dire che questo pezzo secondo me funzionerebbe anche adesso, perché l'emergenza idrica è, diciamo, attuale. Lì cosa avete fatto? Avete fatto poi la perforazione più profonda? Abbiamo nei primi 2 o 3 giorni abbiamo fatto quel bypass che ha aumentato la portata della condotta che andava a Ponte della Priula. Però, sindaco, giusto perché la gente capisca, perché sa, in 40 anni un po' le strade cambiano. Se il nostro Alessandro ci fa vedere insieme ad Alberto di nuovo le immagini... No, è meglio di no. Facciamo vedere, perché così uno capisce... Cosa è cambiato in 40 anni? Partendo dal sindaco che, come dire... quello è solo colore. Un po' di colore, esatto. Però quella è la strada che porta... Allora, questo è il ponte, ponte della Priula. Però i lavori erano all'incrocio della strada provinciale 34 con la strada provinciale che va a Susegana, cioè
la Ponte della Priula, Quindi Pieve di Soligoro. la strada che porta verso Pieve di Soligoro. Esattamente, quello è l'incrocio principale che prima di arrivare è il bivio per andare a Pieve di Soligoro. Ecco, esatto, quindi e lì eccola qua la strada, perché è abbastanza cambiata, diciamo prima del distributore che poi invece è rimasto, perché quella è la strada che viene giù da Pieve, tanto per Questa viene giù da Pieve. Ecco, esatto, così abbiamo un po' inquadrato la situazione. Ecco, il bypass immagino che ci sia ancora la sottolinea. Il bypass è ancora, perché era una congiunzione di condotte che non era sufficiente, e abbiamo portato acqua ancora per aumentare l'afflusso da un pozzo privato che per 15 giorni ci ha permesso di pompare acqua sulle reti pubbliche e non a servizio degli impianti dell'azienda, e nel frattempo abbiamo deciso immediatamente con somma urgenza di partire con la trivellazione, con l'approfondimento del pozzo. Abbiamo portato il pozzo a una trentina di metri dove c'era quantità d'acqua sufficiente, e abbiamo ricevuto, mi ricordo sempre, i finanziamenti a fondo perduto degli utili del Casinò di Campione d'Italia. Dunque non è neanche una somma poi finanziata dal Comune di Susegana, finanziata solo in parte, per carità, perché attraverso la prefettura sono arrivati questi fondi e non ci abbiamo messo un mese. Adesso ce la deve spiegare, cioè i soldi per fare il pozzo a Susegana arrivavano dal Campione d'Italia. Sì, noi abbiamo naturalmente abbiamo richiesto lo stato di emergenza. Con lo stato di emergenza la prefettura ha messo in piedi una pratica di richiesta presso il Ministero competente, e il Ministero competente nel giro di 8 giorni ha dirottato i fondi del Casinò di Campione d'Italia attraverso la prefettura del Comune di Susegana. Sui 25 o 27 milioni che costava l'operazione Pozzo ne sono arrivati 23, se li ricordo bene. Quindi diciamo che una volta tanto avete vinto alla roulette. Abbiamo vinto alla roulette, sia come finanziamento ma anche come tempi, perché abbiamo accorciato di parecchio i tempi. Adesso invece che c'è l'emergenza idrica, voi come vi trovate? Non avete avuto problemi? No, perché grazie a quel problema di allora avete anticipato. I potenziamenti poi sono stati costanti negli anni, perché questo era un incidente gravissimo perché lasciava senza acqua, e non c'era acqua o ce n'era poca, ma sono stati gli anni fino a metà anni 90, gli anni in cui l'acquedotto, le condotte principali andavano sostituite perché erano al limite. Senta, ma quando le hanno detto questo problema qua a pochi mesi dalle elezioni a sindaco, non ha pensato ma chi me l'ha fatto fare? No, assolutamente, non hai neanche tempo di pensare a queste cose, perché sei talmente immerso sui problemi da risolvere che solo a questo pensi. Insomma. Allora, torniamo a noi, perché abbiamo intitolato questa prima parte Essere sindaco nel cuore industriale della Marca, perché Susegana di fatto è ancora adesso per certi versi il cuore industriale del nostro territorio. Lì ci sono state le grandi industrie. Allora andiamo direttamente, Alessandro, vediamo dopo il Castello di San Salvatore, perché quella ce la teniamo come chicca dopo. Andiamo a vedere gli esterni di una grande fabbrica che adesso tutti, quando si parla di Electrolux, ci veniamo, però in realtà inizialmente questa grande fabbrica, probabilmente era appena stata costruita, era la Zoppas. Sindaco, ci racconta un po' di questo rapporto amministrazione comunale e grande fabbrica, perché tra l'altro la Zoppas era a Conegliano e poi si sposta a Susegana, mi pare di capire. Cioè, raccontiamo un po' questa storia. Guardate le macchine, vi rendete conto dell'età, 1980. Però la grande parte dell'edificato è quello che si vede nel filmato. Io posso citare solamente quello che le amministrazioni precedenti hanno fatto, cioè le amministrazioni hanno programmato l'uscita da Conegliano della Zoppas, e che fosse Susegana era quasi scontato, perché la superficie richiesta era tale che doveva spostarsi parecchio dalla città, e è capitato a quest'area che andava a cavallo tra l'altro tra Susegana e Santa Lucia di Piave. Prima domanda fra virgolette politico-amministrativa, rapporto con una città come Conegliano, perché Susegana, per carità, comune, però stiamo parlando di pesi diversi. Sentite molto l'attrazione o forse anche un po' di peso di questa città come Conegliano rispetto a una realtà come Susegana, oppure no, i rapporti sono sempre equilibrati? Ma i rapporti sono sempre stati, qualsiasi amministrazione, almeno per quanto riguarda... Non c'è nessuna ingerenza. Perché noi siamo Conegliano, allora voi No, assolutamente, anzi.
Rapporto allora invece di questa realtà, perché voglio dire, adesso vediamo le immagini, solo il parcheggio vi fa capire quanta gente ci lavorava al tempo e quindi cosa voleva dire, è un po' come Carlo San Marco con la Sanremo, cioè dalla mattina alla sera ti raddoppiava la presenza. Ecco, per Susegana, per l'amministrazione di Susegana cosa significa avere una fabbrica, aver avuto una fabbrica del genere, perché adesso si è un po' ridimensionata? Volevo dire che negli anni, quando è arrivata, cioè al massimo dello splendore della Zoppas, volevo dire che Susegana aveva poco meno di 8.000 abitanti e aveva più di 8.000 posti di lavoro, cioè questo... Sì, che non era solo Zoppas, ma ne portava via metà circa la Zoppas. No? Ecco appunto. Quindi si raddoppiava di fatto la presenza allora durante il giorno era un paese che da 8.000 saliva a circa 14-15.000 insomma, come presenza. E ha messo in moto un indotto anche industriale? Ha messo in moto sicuramente un indotto che io non conosco esattamente, ma ha messo in moto una mentalità e ha messo in moto delle capacità cognitive e di realizzazione del prodotto che ha creato poi quello che è stato la grande esplosione del metalmeccanico degli anni 80-90, insomma. Ecco, sicuramente esatto. Quella è la scuola, bisogna dirlo assolutamente. Quella è la scuola, cioè da lì è partito. Da lì è partita l'industrializzazione del metalmeccanico nel Sinistra Piave, solo a Susegana. Non solo a Susegana. Da architetto, l'urbanizzazione fatta così? Beh, questa era una vera urbanizzazione, il resto un po' meno, ma insomma... Cioè, cosa vuol dire? Cioè, questo c'è una visione, perché parlavamo prima del fatto che, ad esempio, addirittura il PSI aveva fatto il libretto rosso dei comprensori, Brunetta con la Zagolin, per cercare di fare in modo che le varie aree dialogassero per creare delle aree industriali con termini e quindi non un'invasione di cemento che poi è stata... una delle cose a cui si è sempre imputata l'amministrazione pubblica. Sì, ma non è tanto il sistema di finanziamento degli enti che attraverso le proprietà immobiliari mantengono le proprie casse che fa il disastro urbanistico. Non è certamente la volontà, cioè tu devi correre i ripari e sai che l'IMU prodotto è solo quello sul tuo territorio, non quello sul territorio di Santa Lucia, come in questo caso, no? Beh, però allora non c'erano questi problemi, questa è una visione a cavallo di due comuni ed è una zona industriale, penso, si diceva tempo fa, sono circa 250.000 metri quadrati coperti, saranno un poco meno, ma voglio dire che è un'area di 500.000 metri quadrati, cioè un'area vastissima, con una grande strada che porta dentro, cioè dà un'organizzazione, dà una polizia a cui nelle nostre zone industriali poco siamo abituati. Ecco, esatto, io volevo arrivare dal punto di vista urbanistico, questa è un'idea vincente. Questa è la scala di un'idea vincente, perché la grande industria per gioco forza deve essere razionalmente inserita. Tutto il resto, le nostre piccole zone industriali, quando si trovano a dover lavorare di margine con aree che con questioni economiche diverse, con dimensioni di fabbricati che si costruiscono sopra, scontano il fatto di avere 30, 40, 50 unità produttive su un'area molto più piccola di questa. Insomma, gioco forza, cioè non è colpa di nessuno, è una visione dell'urbanistica diversa che doveva essere attuata in programmazione, magari guidata effettivamente dai comuni e non solamente dall'intervento del privato. Qui abbiamo visto l'idea di espansione, però già negli anni '80 si cominciano ad avere anche dei segnali di crisi e una crisi importante nel comune di Susegana ha coinvolto l'azienda Dalvera. Allora, prima di vedere il pezzo, raccontiamo un po' per chi non conosce che cos'era per Susegana la Dalvera. Era il più grande, si diceva allora, il più grande mobilificio in corpo unico d'Europa. Era una fabbrica che aveva al suo splendore a Susegana, io non posso che citare dati che mi sono stati riferiti perché l'ho vista e l'ho toccata con mano che era già, non esisteva più insomma, come gruppo industriale Dalvera. 1500 dipendenti comunque, anche la Dalvera. Quindi stiamo parlando di un'altra area importantissima a ridosso, perché aveva detto che Dalvera, strada,
Zanussi, esatto. Zoppa, Zanussi, quindi ecco perché stiamo parlando del cuore industriale della marca. Tu quando hai due aziende di questo genere ti cambia la vita. Che poi io ho un grande aneddoto, cioè da giovane professionista finisco il militare e per un breve periodo lavoro a casa, poi dico devo fare il salto anch'io e mi porto a Susegana per aprire il mio primo ufficio, che adesso non è... Sono tornato nel fabbricato dove sono partito, ma sono ai piani alti, non ai piani bassi. E un giorno sento un grandissimo silenzio, stavo allestendo, mettendo a posto i mobili, un grandissimo silenzio, non c'è più traffico. Dico, ma 15 giorni fa è nevicato, a maggio, no? E qua sento un grande silenzio e vado in strada per vedere cosa è successo, no? E vedo una marea di bandiere, di striscioni che vengono avanti. Era la Zanussi, la Dalvera, che aveva proclamato lo sciopero a oltranza perché non c'era più chiarezza nella gestione, nel destino dell'azienda, e andava a protestare davanti al municipio di Susegana. Che dico, Madonna, qua è la fine del mondo. Io apro e questi il reddito, no? Perché è una grande risorsa di reddito, naturalmente, chiude. Cosa farò io domani? Era un anno di passaggio, dopo le Olimpiadi di Mosca, che hanno contribuito forse a rovinare la Dalvera, come si diceva. Perché no, raccontiamola questa anzi no, facciamo così. Prima vediamo questo pezzo che risale al 1983, l'inserto per il nostro Alessandro è il C18, vediamo questo pezzettino, poi raccontiamo il resto della Dalvera. Riunione questa sera a Conegliano del Comitato per la salvezza della Dalvera. Il gruppo industriale di Conegliano e Susegana al centro di una difficile situazione finanziaria sfociata nel fallimento. Per la terapia d'urto e per scongiurare il crollo definitivo delle industrie Dalvera SPA, con conseguente licenziamento di centinaia di operai, è stato costituito un intercomitato così composto: 2 sindaci, quello di Conegliano e di Susegana, 2 sindacalisti e 2 rappresentanti delle forze politiche. Intanto il giudice delegato al fallimento, il dottor Arturo Toppanna, ha disposto tramite la questura il ritiro dei passaporti degli attuali vertici dell'azienda in crisi. Il provvedimento del giudice interessa il presidente dell'Industria Dalvera, il dottor Carlo Pesca, il dottor Claudio Segantini, presidente del Consiglio di amministrazione. Il passaporto è stato ritirato anche a Lionello Andreatta, presidente del Consiglio di amministrazione della Davis International, società del gruppo dichiarata fallita. Tutti i consiglieri di amministrazione sono obbligati a restare a disposizione. Ecco, mi sono sempre chiesto perché gli hanno ritirato i passaporti, perché dovevano scappare, la Mosca. Ci racconta un po' questa storia di Mosca? Questa non posso raccontare perché non la so. La so perché voi davate le notizie in questo di quanto avveniva, ma io non conosco esattamente sono tutti aneddoti che vengono riportati. Allora, cosa è successo? Loro hanno cominciato a fare per le Olimpiadi? Sì, erano i principali fornitori, si diceva di tutti gli arredi, di tutta la cosa che era stata fatta. È stata una boccata d'ossigeno che molto probabilmente non era ossigeno respirabile, ecco. Era ossigeno tossico. È stato forse il colpo definitivo per dissestare la società, insomma. E qui adesso allora andiamo nel 1981 perché Fabrizio Stelluto va a sentire gli operai in assemblea, probabilmente subito dopo quella famosa manifestazione che ha bloccato la Ponte Bana. Si riuniscono in assemblea e lui va a sentire un po' di operai sul futuro della Dalvera. L'inserto è il 19, ripeto, siamo nel 1981, quindi la bellezza di 42 anni fa. Vediamo insieme. Che clima si respira in fabbrica in questi giorni? In questi giorni sì, è un clima praticamente molto male, perché ormai a 14 mesi non prende più stipendio. Secondo lei che prospettive ci sono? Se andiamo avanti come ha fatto adesso, speriamo di avere una svolta positiva, sì, no? Secondo lei com'è che si è giunti a questa situazione alla Dalvera? Io non saprei dirle niente, solo perché è sempre stato tutte cose fosche, senza far capire niente, allora è tutto un sottorifugio, non so. Ma voi lavorate ancora in questi giorni? Sì, ma senza soddisfazione. Secondo lei, signora, com'è che si è giunti a questa situazione alla Dalvera? Ma
ma non lo so, ho fatto di tante cose che in tanti anni abbiamo potuto vedere, insomma. Quali prospettive ci possono essere? Ma non lo so. Lei continua a lavorare in azienda? No. Che situazione sta vivendo lei personalmente? Io sono tranquilla, sono a casa. Sì. E secondo lei, signora, che prospettive possono esserci per l'azienda? Io purtroppo non vedo chiaro assolutamente, anche questo che si è esposto a dire, non sappiamo chi è assolutamente, che si è offerto di rilevare, io sinceramente non è che ci veda tanto chiaro neanche qua. Io sono pessimista però, preferisco vedere nero per poi vedere un po' grigio, questo sì. Non vorrei che fosse un ennesimo bluff. E sul passato ci vede chiaro? Sul passato non tanto. Ho aperto, sono 25 anni che ho lavorato in Dalvera, ho aperto gli occhi anch'io tardi, perché forse ero anche in un ufficio che quando l'azienda è tanto grande e talmente spezzettata, comunque per carità non posso documentare niente, ma... Lei in che ufficio lavorava? All'ufficio acquisti. Letto i giornali e visto sinceramente dalle notizie che ho non è che veda chiaro. Ripeto, io sono pessimista però. Io desidererei che continuasse. Un attimo. Ecco, secondo lei l'azienda può ancora avere prospettive? Secondo me sì. Lei quanti anni è che lavora qua? 12 anni. Quindi la conosce bene? Sì. È un'azienda all'avanguardia? Sì, mi dico di sì. E secondo lei il mercato offre ancora opportunità a questa azienda? Penso di sì. Visto così, insomma, voglio dire, si fa vedere veramente un'area ampia. Magari il nostro Alessandro ci fa rivedere ancora gli esterni. Si parla di quanti blocchi per quanti metri quadri? Ma saranno dunque i blocchi produttivi che non si vedono adesso dalla statale perché è coperta da quel lungo fabbricato di circa quasi 200 metri, alto 2 piani, alto 10 metri. No, eccolo, no? Che questo era coperto a vetri, mi che pare. Adesso è un grande, è un villaggio commerciale, ci sono svariate attività. Il passato era questo, il presente è un villaggio commerciale, cioè fatto di il presente è quasi completamente su fronte strada, tutte parti commerciali di rappresentanza. Ecco, la parte invece interna? La parte interna hanno 3 grandi blocchi che saranno perlomeno 30.000 metri quadrati a blocco, dove si svolgeva la parte fondamentale della la produzione. Ma adesso lì c'è quella produzione? Niente della Dalvera è escluso dalla produzione, solamente il mercato fronte strada, perché ci sono dei problemi statici, molto probabilmente la costruzione non sopporta, ha una parte dei piani primi che non è, del piano primo non è utilizzata, il piano terra è tutto utilizzato e gran parte anche del piano primo è utilizzata, e tutti i capannoni sul retro per varie attività produttive, di magazzinaggio, anche attività culturali. C'è un centro islamico di notevole importanza anche dentro. Sì. Diciamo che tutto sommato allora nell'ambito dell'urbanistica possiamo dire che anche i capannoni dismessi, se messi in situazioni logistiche importanti, diventano comunque una risorsa nuovamente. Beh, le grandi città insegnano. Possono diventare una ricchezza. Poi continueremo perché abbiamo altre storie e altri capannoni da vedere assieme. Dopo la pubblicità. Quarta parte di questa puntata della nostra storia, siamo con il sindaco Gianni Monteselli, sindaco di Susegana. Sindaco, prima abbiamo visto la crisi della Dalvera, la rivalutazione della struttura della Dalvera attualmente attiva con molte altre aziende, adesso invece l'apporto a Ponte della Priula, dove invece c'è stata un'altra crisi sempre nel 1981, siamo nel momento di passaggio, comincia una crisi industriale seppur latente. Qui parliamo della crisi della Vazzoler, vediamo insieme con il nostro Alessandro le immagini e lei ci racconta un po' che cosa faceva, cosa c'era dentro questa Vazzoler e adesso che cosa c'è. La Vazzoler era un leader, penso, mondiale nella costruzione di
essiccatoi per le granaglie, cioè era un'azienda aperta a sempre metalmeccanico, insomma. Era un metalmeccanico specializzato perché era, non so quanti produttori, qualcuno in Emilia Romagna, ma la Vazzolera era quella che attraverso il commercio, sempre lavorato forse nella parte dell'agricoltura, no, delle macchine dell'agricoltura, era arrivata a soddisfare queste necessità e lavorava parecchio sui mercati dell'est europeo. L'Ucraina penso l'abbia fatto, non ci sia un'azienda agricola che non abbia questi impianti della Vazzolera. Ma è curioso che cioè, voglio dire, per fare impianti di questo genere bisogna avere spazi, e noi vediamo che il capannone è attaccato alla chiesa di Ponte della Priora. La Vazzolera era nata con i propri magazzini, là era, se pensa che dove finisce la Vazzolera c'era una fornace, no? Sì, questi erano gli anni 60, no? E la Vazzolera era cresciuta in quegli anni, era diventato l'ingegnere Adriano Vazzolera, era un personaggio, e era cresciuta tantissimo, era un'azienda che aveva un'immagine industriale piuttosto raffinata anche, no? Oltre che un prodotto. Ma l'ingegnere Vazzolera era di Susegana oppure abitava di fronte? Sì. Quindi casa e bottega, era casa e bottega, tipico veneto, tipico trevigiano. La famiglia aveva una storia, il papà ha una storia anche politica, era una famiglia del paese. Però appunto noi abbiamo queste immagini degli anni 80 quando cominciamo a vedere l'archivio, tanto vero che queste sono immagini, 1981, quindi sono tra le prime che abbiamo di archivio, che abbiamo recuperato, però va in crisi. Va in crisi, aveva anche un'unità produttiva in Svizzera, in Canton Ticino mi sembra, che quella è invece sopravvissuta alla prima crisi, però poi... E adesso cosa c'è lì? Adesso per lunghi anni è rimasta vuota. Dopo il gruppo Gabetti, che non so in che forma l'abbia rilevata, è stata venduta a un grosso gruppo con sede col cuore a Ponte della Priula, che ne ha fatto per tanti anni la propria sede, occupando gli uffici e lavorando parzialmente sotto i capannoni con delle attività marginali, ma soprattutto stoccando macchinari. E poi trasferendo gli uffici al di là del ponte in destra Piave, a Nervesa della Battaglia, ha reso praticamente libero l'immobile perché sia compiuto quello che è anche forse, dico forse sia compiuto, che pensino così, quello che è quello che è programmato sul piano regolatore, sul piano degli interventi, cioè un piano un po' complesso, di grande rilevanza costruttiva, volumetrica per una frazione del genere, che può offrire però quella identità al paese che, essendo la frazione più popolosa, più dinamica se vogliamo. Noi abbiamo appena fatto il nuovo edificio scolastico, ma c'è tutto, c'è un grande oratorio con un teatro notevole, c'è la stazione, quindi è il centro del paese. E quindi lì non può più stare una fabbrica? Non può più stare una fabbrica di quel genere, non c'è più a livello produttivo, c'è a livello di immagine. Qualcuno dice meglio l'immagine che un'attività sbagliata, deve essere calibrata, insomma, perché naturalmente si inserisce in un'asta di traffico estremamente importante. Non deve vivere di quel traffico. E allora convertire in edilizia abitativa e abitativa? Il sogno è quello di avere un'edilizia abitativa di una certa qualità, magari avendo la possibilità di ragionare anche su un eccesso di altezza rispetto alla normalità, per liberare a terra spazi perché possa avere un cuore vivibile, un cuore verde, un cuore di piazza, una frazione di quella dimensione. Insomma. A questo punto mi viene da chiedere quanto importante è, per quanto riguarda l'idea e il futuro di un territorio comunale, avere un sindaco che è anche un architetto, cioè uno che ha una visione di un certo tipo? Ma vedo che, guardi, quando parliamo di politica, allora tu ci metti il bagaglio di formazione, no? E parli magari con qualche parola in più tecnica. Però chi si affaccia all'amministrazione tende a formarsi velocemente su quelli che sono gli obiettivi dell'urbanistica. Cioè c'è parecchia attenzione, perché
non siamo più negli anni della costruzione. Stavo per dire, c'è attenzione o c'è sempre stata? C'è molta, l'attenzione c'è sempre stata, ma sappiamo che gli anni 60 sono stati gli anni della grande corsa, che poi per noi sono arrivati anche agli anni 80-90. Perché io capannoni ne ho visti costruire. Esatto, ma i capannoni si stanno trasformando anche adesso, c'è sempre bisogno di grandi adesso sono cambiate anche le unità produttive, non servono più i 2000 metri, servono i 10.000 metri, serve la logistica, serve l'altezza, cioè servono tante cose, bisogna avere estrema attenzione, ma soprattutto la parte edilizia abitativa non è così famelica come negli anni scorsi, e per questo bisogna cambiare anche mentalità di approccio alla progettazione, all'occupazione del suolo, all'organizzazione. Quindi non più unità, diciamo, abitative strette ma razionali, ma anche, ad esempio, più spazi liberi, perché mi dicono che ad esempio dopo il Covid c'è una ricerca di aree dove ci sia almeno un giardino, cioè la gente non vuole più l'appartamento. Ci vuole una grande terrazza, se c'è un appartamento. Ci vogliono tante cose, dobbiamo cambiare lo standard. È interessante parlare con un sindaco che è anche architetto, proprio anche per questo. Allora, visto che parlavamo di un capannone che è in fase di trasformazione, mettiamola così, la porto invece sempre a Susegana, 1985, altro RVM Alessandro, il C21, vediamo insieme, qui invece l'azienda è la ALA. Qui invece... qui io ho fatto un po' fatica a capire dove siamo. No, qua siamo in Via dei Colli. Cioè siamo alla strada parallela alla Pontevana verso la collina. Ecco, qui che cosa... Qui negli anni l'ALA ha avuto alterne vicende, anche questa è una fabbrica del piccolo elettrodomestico, come unità produttiva qua è a Marino di Piave, se non sbaglio. Ha avuto la sua importanza perché tanti tecnici si sono informati e si sono formati qua dentro. Adesso fa parte sempre del metalmeccanico, c'è una produzione legata al mondo, al metalmeccanico per la quadristica elettrica. E c'è una linea di taglio, una linea super moderna, insomma, di lavorazione. Quindi, comunque diciamo, è utilizzata. Lì è rimasta la produzione, però è cambiata l'azienda forse? Sì, è tutta un'altra azienda, è un'azienda nata a Susegana, siamo la seconda generazione. Qui invece l'ALA nasce, diciamo, come componente, come realizzazione di piccoli elettrodomestici. È un'azienda che si è insediata a Susegana. Ma questa è derivazione, diciamo così, della grande madre Zoppa Zanussi, oppure... Non lo so, dicevano il fondatore era un ingegnere con un nome straniero, se non sbaglio era Mumelter. Dunque, però viene qui a investire forse perché, come dire... Perché come la Zanussi, l'Electrolux, come la Zoppa Zanussi. Vorrebbe tornare a riportare la grande produzione specializzata che ha anche in Ungheria, riportarla a Susegana. Indubbiamente c'è il DNA, diciamo così. Ecco, io volevo arrivare a questo, cioè questi volti, queste persone, questi operai, questa gente che lavora, fa la differenza allora nella produzione. Ci stiamo accorgendo che come dire, anche per quanto riguarda il metalmeccanico, anche per quanto riguarda la precisione, anche per quanto riguarda un certo tipo di prodotti, fa la differenza l'uomo? Beh, sicuramente fa la differenza. Ma non è mica scontato. No, non è scontato, è purtroppo che si ricerca ma non si trova più. Perché è cambiato il mondo. È cambiato, sì. Però abbiamo fatto tanta delocalizzazione per tornare indietro. Questo è un altro fatto, secondo me bellissimo, che affronteremo poi nelle prossime puntate, perché stiamo arrivando a digitalizzare cose, non so, mi pare ad esempio un viaggio a Timișoara quando dovevamo fare l'8ª provincia veneta, ma ci arriveremo. Ultimo RVM, poi andiamo a parlare un po' di politica, il C22, perché invece chi non se n'è andato via ed è rimasto è la Cartopiave. Vediamo l'immagine del 1981, è un po' cambiata la Cartopiave, giusto? Però è un'altra realtà importante. Era una realtà importantissima, perché penso che nella cartotecnica non ci fossero complessi di questa dimensione, anche perché raccontiamo che cos'è, perché noi diamo per scontato, ma chi è a casa magari... Allora, questo qua, partendo dall'accoppiamento della carta, fanno l'ondulato che poi viene stampato e
fanno la cartotecnica, fanno gli imballaggi per i nostri qualsiasi prodotto. Cioè il cartone? Il cartone stampato con i loghi aziendali, con la spiegazione, dunque ti danno quello che è l'involucro dell'oggetto che tu compri dal frigorifero e nasce sicuramente questa era emanazione dei gruppi dell'esplosione dell'elettrodomestico, cioè Zanussi e Zoppa. Cioè perché poi serve imballare la roba e quindi esatto, questa era una fabbrica che quando è partita negli anni 60-70 aveva 450 dipendenti, cioè per una cartotecnica. Adesso non è più italiana, è un grande, ecco, adesso diciamo che è un grande gruppo mondiale che ha sede in Irlanda, che sì, è un gruppo americano che ha sede in Irlanda. Ma... Quindi praticamente questa è stata, qui non è chiusa, non si è chiusa l'azienda, ma... No, è un'azienda molto più specializzata, fa gli stessi volumi di lavoro con neanche metà dipendenti. Non so se avete notato le macchine che sono parcheggiate sulla Fiat 600, si capisce che siamo veramente all'inizio degli anni 80, però anche questa ti dà la dimostrazione di un cuore industriale della marca che insomma voglio dire ha i suoi bei numeri, perché se parliamo di tutte queste persone che lavorano, e adesso che è una storia tra l'altro che continua. La domanda è: questi grossi gruppi industriali, questi grossi imprenditori, queste grandi aziende, come si rapportano con l'amministrazione comunale, cioè con il sindaco? Ma si rapportano con l'Electrolux, c'è un rapporto costante di buon vicinato, partecipano a qualche nostra manifestazione, ci aiutano, quando avevamo... Buon vicinato, cioè di buona, diciamo, compartecipazione al territorio, voglio dire. Sì. Ma si svedesi? Adesso Ma si svedesi? Ma i svedesi, noi parliamo con la direzione di stabilimento, gli svedesi, mi ricordo, avendo partecipato all'inaugurazione della fabbrica robotizzata, nel 1989 ci arriveremo. Ho conosciuto là lo svedese l'unica volta, cioè, sì, non esiste, cioè, il rapporto è con i dirigenti che per natura di organizzazione rispondono quello che possono rispondere, insomma sono disponibilissimi comunque. Però viene valutata la presenza dell'amministrazione, cioè non è che dicono io sono una grande azienda e voi non siete nulla. No, assolutamente non esiste questo, un esempio, 8 giorni fa siamo stati richiesti di una visita a quella che era una delle grandi aziende produttrici di macchine da caffè, Astoria, Vega, il gruppo che ha avuto una grande organizzazione urbanistica col comune di Susegana per realizzare, e ne sta avendo un'altra, perché hanno grandi idee per il territorio e chiedono, ci hanno illustrato delle idee che stanno formando, ma che vorrebbero compartecipi l'amministrazione comunale di Susegana e anche quella di Santa Lucia, visto che anche qua abbiamo un capannone del cuore a Susegana e l'espansione a Santa Lucia. Cioè, la notizia è che di fatto, insomma, l'industrializzazione del nostro territorio, che ne dica molti che dicono che l'industrializzazione è finita, in realtà continua ad andare avanti, è cambiata, è molto più professionale, è molto più specializzata, però. E allora, visto che ci siamo già mangiati tutto il tempo, parleremo un'altra volta del sindaco socialista, perché noi avevamo essere socialisti ieri, oggi e domani, ma ormai il tempo è andato tutto con sindaco del cuore industriale della Marca. Parliamo invece di un altro territorio. Alessandro, ci fai vedere l'inserto, il C15, perché l'apporto è Castello di San Salvatore, 1900, com'era nel 1980. Un Castello di San Salvatore perché, vogliamo concludere questo passaggio, perché qui parliamo di turismo. Susegana quindi non è solo capannoni, non è solo industrializzazione, è anche un castello, una serie di castelli, un territorio e una vocazione turistica. Ma allora il passato è questo. Tra l'altro non so se si vede la pianura, adesso se uno vuole vedere la pianura non vede assolutamente. No, qua è così. Qua è ancora così. No, però la pianura non è così, perché è un mare di prosecco. Ah beh sì, il vigneto si è espanso fino alla prima strada. Sì. Ecco, e poi, se avete notato, adesso lo rivedremo di nuovo, anche il tipo di piantumazione delle vigne che erano a ridosso del castello è sicuramente cambiato. Sì, beh. Ecco, allora, vocazione turistica e vocazione industriale di Susegana. La vocazione turistica è tutta da fare, cioè indubbiamente il territorio si presta, ma è un territorio che arriva... Guardate che bellezza. Sì, ma arriva da un'agricoltura
sicuramente di livello e naturalmente è diventata ancora più di alto livello in questi anni, e da una storia industriale che è la storia industriale della nostra provincia, cioè il salto di qualità produttivo, Susegana è partecipe. Quello che è il turismo, noi abbiamo tentato sul piano regolatore di dire ancora prima che nascesse la zona dell'UNESCO, noi siamo la porta del Prosecco, no? Passi il Piave, è il primo comune nella DOCG, e attraverso questo creare tutto quel movimento. Ci stiamo lavorando con certe idee, con certe organizzazioni. L'amministrazione è impegnata nel promuovere questa diversa immagine e questa trasformazione della possibilità di trovare alloggio, trovare manifestazioni, trovare... Sì, perché poi la logistica è creare poi accoglienza, perché in realtà alberghi non ce ne sono. Sì, ci sono 2 o 3 alberghi, sì, ma non cose per i numeri che dovrebbe prevedere, diciamo così, ma è tutta... Qui poi abbiamo un castello di San Salvatore che è da recuperare. Adesso la grande manifestazione di punta, voi sapete, la settimana scorsa si è chiusa una manifestazione, domenica si è chiusa una manifestazione in castello che era organizzata dal consorzio del Prosecco, del DOCG, ma l'organizzazione di punta che col Principe di Collalto avevamo ideato è partita nella sede delle cantine e che adesso è stata trasferita già al secondo anno in Castello, l'abbiamo ideata 20 e passa anni fa, è la 19ª edizione di Libri in Cantina. Lui aveva finito durante l'anno precedente alla seconda edizione il restauro del castello e ci ha detto: venite in castello, non state in cantina. Cioè, voglio dire, era un'immagine, anche noi contribuiamo quegli 8-10 mila visitatori della mostra per creare quella immagine, cioè la gente quando arriva sulla terrazza posteriore del castello e guarda i colli, è un paesaggio straordinario. Unico. Ecco, allora, giusto perché il tempo è finito e noi continuiamo a vedere queste immagini. Il passato di Susegana è stato inizialmente agricolo, poi è diventato industriale, il presente è industriale, però è anche in parte vitivinicolo, mettiamola così. Sì. Il futuro, secondo Gianni Montasel, attuale sindaco del comune? Il futuro, secondo me, passa attraverso un grande rispetto della parte agricola, che dovrà essere la parte di difesa del territorio, attraverso una composizione della parte produttiva di diverso livello, cioè di futuro, cioè di produzioni più specializzate, e il segnale lo ha dato l'Electrolux, e naturalmente di razionalizzazione di tutta la struttura produttiva, almeno per quanto riguarda il comune, a livello di immagine, cioè di demolizione e ricostruzione ordinata e sistemazione naturalmente della parte residenziale, perché avremo da fare, insomma. Immagino. Avremo da fare. Allora, intanto vedo che stanno per scorrere i titoli di coda della nostra puntata, quindi puntare molto di più a un'edilizia, ad esempio, per l'accoglienza, oppure un'edilizia abitativa, perché qui comunque siamo sempre in termini di denatalità e quindi di perdita di... No, noi dovremo sicuramente trovare il sistema di offrire una quota di accoglienza all'ospite che sia superiore a quella di adesso, insomma. Cioè in diverse forme, cioè ci sono parecchi bed and breakfast. Quante imprese, quante cantine sono venute anche da lei per chiedere se possono fare una variazione, ad esempio, su, che ne so, i pagliai, le vecchie strutture da poter trasformare in chiamiamolo così, albergo diffuso? Ma sono tutti discorsi in essere, non sono venuti. Per esatto, durante le manifestazioni ci si incontra e si parla, perché io avrei, intanto finisco la cantina, poi metto a posto il fienile, ma c'è una legislazione speciale, non serve tanta urbanistica, perché dipende, se devi fare un albergo per forza, ma se devi solamente recuperare i 2 o 3 alloggi per agriturismo residenziale, non hai nessun ostacolo. Per ultimo, siamo in ritardo rispetto alla presenza UNESCO sotto il profilo dell'accoglienza, come dicono molti? Oddio, noi siamo marginali rispetto al cuore dell'UNESCO. Però l'asse per arrivare al cuore UNESCO è anche la Pontebana. Sì, siamo
dobbiamo fare parecchio, ma ci vogliono tanti capitali e noi dovremmo organizzarci attraverso l'irrobustimento dell'offerta anche di Conegliano, no? che gioco voglia o non voglia è Conegliano Valdobbiadene, ma senza Conegliano non sta in piedi il castello dell'UNESCO e del Prosecco di OCG, insomma. Un ottimo segnale che riprenderemo la prossima volta, riprenderemo proprio questo discorso per parlare del passato di questo territorio, di Susegana ma anche di Conegliano, del presente e del futuro. Grazie a Gianni Montesel, abbiamo scoperto molte cose, grazie a tutti voi per l'attenzione e noi ci vediamo tra 7 giorni per un'altra puntata della nostra storia.